Oggi Like BCC vuole farvi conoscere una storia di successo in un territorio dinamicamente propositivo tra le province di Padova, Vicenza e Treviso. Un'avventura iniziata qualche anno fa da un momento di crisi superato con forza e con impegno da capitani di industria coraggiosi e in cui protagoniste, oltre all'azienda, sono le banche di credito cooperativo. L'azienda, 80 dipendenti oggi, produce scaffalature metalliche, soppalchi industriali, magazzini automatici e automazione. Il momento più buio nel 2013, quando, complice la crisi, ma anche un modello imprenditoriale evidentemente non equilibrato, viene dichiarato il fallimento dell'azienda. Ma il prodotto è interessante, gli ordini sono ancora considerevoli e le richieste di preventivi dall'Italia e dall'estero numerose. Di qui il salto verso la rimessa in pista della GS Industry, che nel tempo si trasforma ed evolve, grazie a capitani di industria coraggiosi e ai propri dipendenti, verso un modello di impresa moderno, efficiente e redditizio, capace di interloquire con partner commerciali, finanziari e istituzionali. Il progetto si reggeva su 3 gambe: la partecipazione diffusa di imprenditori di vari settori, la partecipazione delle maestranze, operai e impiegati e quindi accordo sindacale con le sigle che erano presenti e la partecipazione di almeno un imprenditore che potesse fornire la materia prima per darci l'ossigeno di partenza. Abbiamo affrontato il sistema bancario in maniera seria perché lo sviluppo del prodotto deve anche essere sostenuto finanziariamente. Non ha fatto nessun investimento importante in modo da lasciare tutta la nostra capacità di indebitamento per la crescita e per sostenere il fatturato. Oggi GS scommette su se stessa, varando il primo mini bond sottoscritto dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo e dalle banche di credito cooperativo del Veneto. Questo nuovo strumento finanziario ci permette di avere un approvvigionamento tale per cui riusciremo ad investire principalmente su 5 punti. 1. Dotarci di strumenti tecnologici e digitali all'avanguardia. 2. Ci permetterà di potenziare la capacità produttiva con l'implementazione, l'innovamento e l'automatizzazione delle linee produttive esistenti. 3. Puntare ancora su quello che è la ricerca e lo sviluppo e la brevettazione di nuovi prodotti. 4. Il potenziamento e lo sfondamento, la penetrazione di nuovi mercati esteri, anche con la collaborazione e la sinergia con altre aziende del settore e del mercato. 5. Un punto sul quale anche ci teniamo particolarmente, la formazione del personale. Una sfida che incoraggia le imprese a dare il meglio di sé e che coinvolge le BCC e la Federazione Veneta in un processo virtuoso, differente. Il mini bond è un'obbligazione a termine, nel senso che l'impresa può raccogliere denaro da un sistema diverso da quello bancario a scadenza, quindi riceve del denaro ora e lo andrà a restituire con un certo tasso di interesse a una certa scadenza, quindi una forma di investimento alternativo a quello bancario, visto che il nostro sistema è considerato bancocentrico, quindi troppo legato al sistema bancario, è una forma alternativa per potersi proporre nel mercato di capitali. È uno strumento molto funzionale, molto malleabile, quindi si può effettivamente tramite questo sistema ottenere dei capitali.